Ben ritrovati a Bresa Belessa, le tre domande di oggi. La prima, dove si trova la chiesa di Santa Maria dei Miracoli? Attenzione, in Contrada delle Bassiche, in Corso Martiri della Libertà oppure in via Fratelli Cairoli? Seconda domanda, l'Asenso, che cos'è in dialetto bresciano? È il carretto, la festa dell'Ascensione oppure la carestia? C'è pure un proverbio dialettale legato a questo termine. E Vicolo Borgondio, dove sta a Brescia? In zona Carmine, vicino a Piazzale Arnaldo oppure in zona Porta Cremona? Provate intanto mentalmente a dare le vostre risposte e noi tra pochissimo interroghiamo i bresciani. Restate con noi, grazie. G2-3 Bressa, bellezza, messo la principessa. Tu che parla bene, mani su che mai conosco. Bressa, bellezza, messo la leonessa. Sei così sicuro di conoscermi davvero anche tu? Signora, come si chiama? Maria Rosa. Maria Rosa, e vabbè, pensionata insomma, e cosa svolgeva prima di essere? Mamma. Mamma, ora anche nonna? Bello, nonna. Quanti nipotini? 3. Sono bravi? Bravissimi. Sì. 3 maschi, bravissimi. Litigano tra loro? No. Ragazzi, fortunati. No, e sono proprio bravi, tutti e 3. Maria Rosa è fortunatissima e bravissima. Fortunata. Lei conosce la città di Brescia, signora? Sì, sono nata. Allora, sicuramente qualcosa saprà rispondere. Attenzione, 3 domande con 3 opzioni di risposta. La prima, dove si trova, signora Maria Rosa, la chiesa di Santa Maria dei Miracoli? Attenzione, in Contrada delle Bassiche, in Corso Martiri della Libertà. Martiri della Libertà. Via Fratelli Carioli. Carioli, sì. Carioli. Non lo so. Provo con via Fratelli Cairoli, non sono sicuro. Come ti chiami? Gaia. E che cosa fai? Studio. Di che cosa, Gaia? Chimica. Chimica, benissimo, tutto a posto, sì. Sì, tutto bene. Tu sei di Brescia, Gaia? Nativa di Brescia, la conosci la città? Più o meno. Faccio 3 domandine, un quiz, vediamo quello che sai rispondere. Attenzione, Gaia. Cos'è la sensa in dialetto bresciano? Mi sta fulminando con gli occhi. È il carretto, la festa dell'Ascensione o la carestia? Aspetta, ripeti un attimo per piacere. La senso, è il carretto, la festa dell'Ascensione. Gaia, ragazzi, inaspettata. Carestia. Sarà forse la festa dell'Ascensione. Allora, come ti chiami? Sebastian Angelo Zappa. Ho 20 anni e sono nato a Sarezzo, in provincia di Brescia. Valtrompia. Esatto. E ho trovato da poco lavoro. Finalmente, lo stavo cercando a lungo. E di cosa ti occuperai quindi? Sono scaffalista in un supermercato. Bene, in bocca al lupo per tutto, Sebastian. Grazie. Adesso proviamo a fare queste 3 domande, Sebastian. Tu conosci la città, Brescia, la frequenti? La frequento, non la conosco benissimo, abbastanza. Proviamo, dove si trova Vicolo Borgondio a Brescia, in zona Carmine, vicino a Piazzale Arnaldo o in zona Porta Cremona? Vicolo Borgondio. Provo con Vicolo Borgondio. Sì. Dove si trova? In zona Carmine, Piazzale Cremona o Piazzale Arnaldo? Piazzale Cremona. Carmine. Frequenti la zona per Sì. gli aperitivi e tutto? Sera. Carmine. Bravissima, signora Maria Rosa, brava! Guardi che io amo la mia città e la conosco. Ecco le risposte alle domande di oggi. La chiesa di Santa Maria dei Miracoli, bellissima, in Corso Martiri della Libertà. La sensa è la festa dell'Ascensione. C'è anche questo proverbio, come anticipavamo all'inizio, un proverbio dialettale che dice, secondo insomma la tradizione contadina, se il più felde della sensa per 40 adesso mia sensa. E Vicolo Borgondio dove sta? Sta in zona Carmine, infatti è proprio una traversa di Contrada del Carmine. Grazie per la vostra simpatica compagnia, appuntamento alla prossima, arrivederci.